domani vedrà Matteo Salvini e il professor Claudio Borghi Aquilini, e non solo, all'auditorium di Via Corridoni a Milano per l'inizio del tour informativo e di iniziativa politica Basta Eurotour, che ha preso il via informalmente in via d'anticipo domenica scorsa a Firenze, e domani vede appunto un appuntamento a Milano nell'auditorium della sala consigliare della provincia in via Corridoni. Chi ancora volesse partecipare può chiamare allo 0266 211 279, sempre che i posti non siano già stati tutti attribuiti, perché mi pare che fossero stati prenotati pressoché tutti. Intanto, a proposito di ragionamenti e approfondimenti in tema di moneta unica e di possibile opzione di uscita dalla moneta unica per rilanciare l'economia, ma anche da un punto di vista istituzionale e politico per recuperare elementi di sovranità, si dice, che poi semplicemente potremo tradurre in democrazia, strumenti democratici, quelli ai quali eravamo abituati finora e che mano a mano nel corso degli ultimi 15 anni si è cercato in molti modi da parte di politicanti e mezzi di informazione di farci uscire dalla testa, perché si abitua a pensare anche in termini democratici a volte, a furia di vedere ribaditi come scontati concetti che scontati non sono e democratici tantomeno. A proposito di questo, noi oggi abbiamo il piacere di avere con noi l'avvocato Francesca Donato, che fa parte ed è promotrice di un'associazione di Palermo, Eurexit, che ragiona proprio esattamente di questi temi, cioè dei temi di uscita dall'euro per rilanciare l'economia e per ripristinare appunto la democrazia, che sembrerebbero due obiettivi titanici, ma poi alla fin fine sono anche fatti di cose concrete, quotidiane. Intanto buongiorno avvocato Donato. Buongiorno. Allora, ci puoi raccontare qualcosa di questa iniziativa, come nasce e come viene portata avanti, da quanto tempo, con quali modalità, anche se c'è un sito molto chiaro, progettoeurexit.it, dove credo che coloro che ci stanno ascoltando possono facilmente documentarsi. Comunque, da come nasce questa iniziativa, avvocato Donato? Sì, nasce qui a Palermo perché iniziando a informarmi e a approfondire le questioni economiche, studiando quindi la crisi, ho capito l'importanza appunto di un'informazione corretta e completa. Ma confrontandomi con amici, imprenditori, liberi professionisti, abbiamo deciso insieme di creare questa associazione, aprendo questo sito web di cui parlava poco fa, per divulgare il più possibile un'informazione indipendente che facesse proprio da contropropaganda, perché quella a cui abbiamo assistito negli ultimi anni riguardo all'euro e soprattutto alla crisi economica è una vera e propria azione di propaganda che è stata perpetrata da coloro che sull'euro campano e prosperano. E quindi hanno instillato nella popolazione un terrore delle conseguenze di una possibile uscita dall'euro dell'Italia, per convincerci a escludere questa possibilità dal novero delle scelte politiche. Questo si è tradotto in una disinformazione totale nella popolazione, che si è convinta di tutto ciò che ci è stato detto in questi anni, a cominciare dal fatto che la nostra crisi è dovuta al debito pubblico, che l'uscita dall'euro sarebbe una catastrofe perché ci porterebbe ad una terribile inflazione, svalutazione e compagnia bella. Noi con il nostro sito e anche partecipando a convegni, organizzandoli noi stessi, concedendo appunto interviste e via dicendo, anche qualche partecipazione in TV, stiamo cercando appunto di diffondere il più possibile informazione. E devo dire che i risultati sono positivi. Naturalmente noi affianchiamo il nostro lavoro a quello già posto in essere dai migliori economisti che abbiamo, e quindi, come voi sapete, da Alberto Bagnai, Claudio Borghi Aquilini, Antonio Maria Rinaldi, Mino Galloni e altri. Ci sono diversi ormai economisti che in Italia partecipano a moltissime iniziative di informazione. E tra l'altro bisogna dire che non siamo di certo solo noi in Italia a dire queste cose, in quanto ci sono nel mondo ben 6 premi Nobel di tutte le nazionalità del tutto indipendenti, in quanto non in conflitto di interessi rispetto alla questione, che dicono proprio questo, che l'euro è il problema, la causa della crisi in Europa,
e che l'Italia in particolare potrebbe uscirne solo uscendo dall'euro. Quindi è importante che la gente capisca queste cose. Il nostro lavoro è esattamente in questa direzione. Ecco, Avvocato Donato, ci sono diversi aspetti che lei come presidente di Eurexit, ma insomma l'associazione e chi ragiona intorno a queste questioni mette in evidenza. C'è l'aspetto prettamente economico e lì direi che si può partire da una considerazione perfino banale nella sua ovvietà, cioè come è possibile che una moneta unica sola possa rispecchiare, perché la moneta quello anche è, possa rispecchiare la realtà economica, il tessuto produttivo e anche la realtà sociale e civile di paesi molto diversi tra loro, i 28 paesi dell'Unione Europea e quelli in numero leggermente inferiore che partecipano alla moneta unica vera e propria. Sono comunque paesi molto diversi tra loro. E si tratta di un esperimento, diciamo così, storico, economico, monetario, che ha pochi precedenti probabilmente, no? Ma guardi, in realtà noi avevamo già avuto un precedente in questa direzione con lo SME, il serpente monetario, certo. Che appunto è stato abbandonato nel 92, prima dall'Inghilterra e poi dall'Italia, in quanto già aveva comportato una crisi, una recessione economica, dovuta anche soltanto appunto ad un ristretto margine di oscillazione del cambio. E a seguito di questo eravamo usciti dallo SME svalutando la lira del 20%, contrariamente a quanto lo stesso Mario Monti preannunciava in quell'occasione, oltre ad altri della sua, diciamo, corrente, abbiamo avuto enormi benefici dall'uscita dallo SME e dalla svalutazione della lira, tant'è che in un articolo del Corriere della Sera del 1995 si celebrava l'enorme crescita del PIL a livelli record mai registrati prima, grazie proprio alla svalutazione della lira. E Mario Monti l'anno dopo la svalutazione ha rilasciato un'intervista in cui diceva: in effetti sbagliavo nel reputare la svalutazione come un problema, ma anzi è stata benefica. Queste sono parole di Mario Monti. Quindi i precedenti ci sono stati, tra l'altro ci sono stati anche nel mondo, nella storia meno conosciute, altri casi di creazione del cambio fisso, che di questo si tratta quando si crea una moneta unica, sostanzialmente è questo, perché in realtà la moneta unica presupporrebbe, come diceva lei prima, una area valutaria ottimale, e significa una situazione di omogeneità fra le economie dei paesi interessati, cosa che non c'era. Quindi in realtà in assenza di questo si è soltanto avuto un sistema di cambio fisso, ecco. E in ogni occasione in cui questo sistema è stato sperimentato poi è stato abbandonato perché è diventato insostenibile. Guardi, Avvocato Donato, io credo che siamo con l'euro davanti a un paradosso logico, comunicativo, prima ancora che politico, no? Per certi versi. Sì. Perché si tratta di una ovvietà tale che poi a un certo punto, quando è stata imposta nella realtà, diventa difficile ragionarci sopra. Cioè siamo davanti a una cosa talmente ovvia, talmente scontata, talmente direi perfino non per ridurne il peso e l'importanza, ma per sottolinearne la paradossalità, talmente banale, è talmente banale dire che siccome insomma, la Grecia non è la Danimarca, e l'Irlanda non è la Germania, pensare che una moneta unica vada bene per tutti questi paesi è assurdo, è una banalità. Certo. Ma dirlo oggi sembra una cosa incredibile, paradossale, pazzesca, da matti, diciamo, no? Invece la cosa del matto è la cosa di una persona di buon senso, mi sembra. Cioè... Sì. Però guardi, le dico una cosa, in realtà questo passaggio è già superato, in quanto, se lei ci fa caso, ormai quasi tutti riconoscono, tranne proprio gli autocrati di Berlino e della BCE, ma a livello politico anche in Italia e nel resto d'Europa, tutti ormai riconoscono che l'euro è sbagliato, che non funziona, che è stato creato male e via dicendo. Però si discute. Però dicono, per giustificare la nostra permanenza nell'euro, che ormai è troppo tardi per tornare indietro, che non avremmo dovuto entrarci, comunque non avremmo costruirlo in questo modo, non avremmo dovuto costruirlo in questo modo, ma che ormai uscirne sarebbe peggio. Questa è un'altra bugia, un'altra menzogna, perché tutti gli argomenti che vengono portati
a sostegno di questa idea che l'uscita sarebbe una catastrofe sono totalmente infondati sul piano scientifico, sul piano dei dati, mentre sono stati fatti degli studi documentati e basati su dati concreti che dimostrano esattamente l'opposto, che l'uscita oggi è possibile e anzi necessaria. Questo è quello che è importante anche oggi fare capire alle persone, perché ormai che l'euro sia una cosa che crea problemi è abbastanza riconosciuto, perché come dice lei è di una evidenza solare, ormai è innegabile. Il problema è che adesso dobbiamo fare il passaggio successivo, cioè far capire che uscire si può e anzi è l'unica strada. Ecco, Questa è la cosa mi pare però che importante l'ortodossia rimanga dal punto di vista dei decisori politici, no? Cioè chi ha governato finora e chi si appresta a governare, mi riferisco al tentativo del governo Renzi, non mi pare che si distacchi dall'ortodossia, cioè l'euro non si discute. Sì, assolutamente, assolutamente, ma questo perché? Perché non c'è nessuna razionalità nella politica economica che viene proposta dal governo del PD. In quanto, per farle un esempio molto banale, la filosofia, la notizia che si continua a diffondere è che il principale problema è il debito pubblico, giusto? Ora, questo dato è totalmente infondato. Si è basata questa premessa, che è la giustificazione di tutte le politiche di austerity per ridurre il debito pubblico, su uno studio che è stato pubblicato anni fa da due economisti inglesi, Reinhardt e Rogoff, i quali avevano con una loro teoria dimostrato che se il debito pubblico di un paese supera la percentuale del 90%, è quasi automatico che questo paese vada in recessione. Ora, questo studio è stato successivamente confutato e smentito da uno studente universitario della stessa facoltà in cui loro insegnavano, il quale ha dimostrato che i calcoli erano sbagliati e che quindi tutta questa teoria non sta in piedi. Questa notizia è stata diffusa, è stata circolata in tutti i media in Europa, ma nonostante questo si continua a dire oggi che il problema è il debito pubblico. Ci sono dati concreti che dimostrano che non è così, a cominciare per esempio empiricamente dall'esempio del Giappone, che ha un debito pubblico doppio rispetto a noi, perché ha il 240% del PIL, eppure, come si vede, il Giappone cresce a livelli pazzeschi. Perché? Perché ha attuato politiche espansive, che sono esattamente l'opposto delle politiche economiche che ci propone il governo Renzi. Quindi il problema è che Renzi e il PD in generale non accetta un contraddittorio, non accetta una discussione sui temi di politica economica, tant'è che si è visto che lo stesso viceministro dell'economia Fassina è uscito perché le sue obiezioni alla linea scelta da Letta e da Saccomanni sono state totalmente bocciate ed erano obiezioni fondate, anche se non arrivava a dire dobbiamo uscire dall'euro, però ci si avvicinava parecchio ed è stato escluso, diciamo, dal governo. Quindi questa è la situazione. Tutto il sistema politico che sta governando in questi anni da Monti in poi continua a portare avanti delle scelte totalmente irrazionali e prive di alcun fondamento, basando le proprie argomentazioni su dei presunti studi che non si capisce chi abbia fatto, dove siano pubblicati e via dicendo. Nessun tipo di confronto viene accettato. Ecco, sui costi dell'uscita dalla moneta unica, tra l'altro io suggerisco la lettura di questo snello volume. Naturalmente c'è il testo base, per così dire, quello che anche il segretario della Lega Salvini ha lasciato a Renzi l'altro giorno nel corso delle consultazioni, quello del professor Alberto Bagnai, Il tramonto dell'euro. Ma c'è anche uno snello volumetto che potete scaricare anche da internet all'indirizzo bastaeuro.org, che è curato dal professor Borghi Aquilini. Ha un carattere più di divulgazione e di iniziativa politica, però la sostanza c'è tutta, attraverso 31 domande e 31 risposte. Sulla questione dei costi presunti o reali per l'uscita dalla moneta unica, in queste 31 domande e 31 risposte l'argomento viene affrontato in maniera direi anche convincente, no? Però il punto fondamentale è il recupero anche della sovranità o democrazia, che è un altro dei punti che voi toccate con la vostra azione e con la vostra riflessione, no? Perché qui siamo davanti anche a un problema squisitamente politico, il ripristino della democrazia, voi dite, no?
perché l'entrata nell'euro vuol dire cedere sovranità, vuol dire, e lo vediamo, l'abbiamo visto in questi anni, in particolare con un'escalation dal 2011, la famosa estate del 2011, quando arriva la lettera della Banca Centrale Europea, all'epoca Trichet, ma di lì a poco sarebbe stato Draghi, e i firmatari sono sostanzialmente entrambi i presidenti della BCE, Trichet e Draghi, e la BCE in sostanza, la Banca Centrale Europea. Da lì in avanti credo che il problema del deficit di democrazia sia diventato visibile anche a quei cittadini che magari prima non se lo ponevano questo problema in maniera così netta, no? Certo. Sì. Mi sembra chiaro. Lo spiego un attimo nel dettaglio, sì. Il problema del deficit di democrazia, perché il problema dell'euro non è soltanto prettamente la moneta, ma la struttura politica europea che sta dietro all'eurozona. L'entrata nell'eurozona da parte dell'Italia come degli altri paesi ha comportato una cessione di sovranità dello Stato, della nazione, a degli organi sovranazionali che non sono eletti, quindi non hanno un mandato elettorale democratico. In primo luogo è stata ceduta la sovranità monetaria, cioè il diritto di stampare la nostra moneta. Oggi cosa accade? Gli euro italiani vengono concretamente, materialmente stampati nel nostro territorio dalla zecca dello Stato presso la Banca d'Italia, ma il controllo sulla quantità di moneta circolante è affidato unicamente alla BCE, la Banca Centrale Europea, che è diventata l'unica autorità competente nell'Unione Europea per le politiche valutarie o monetarie, come si vogliano chiamare. Quindi è la BCE che decide quando stampare moneta e quanta stamparne, e questo è uno dei poteri fondamentali di uno Stato, la sovranità monetaria, per tenere d'occhio tutto l'andamento dello sviluppo economico, dell'occupazione e via dicendo. Noi abbiamo perso la competenza a decidere quanta moneta possa circolare, perché ormai il circuito economico di riferimento è esteso a tutto il territorio dell'Eurozona. Quindi la BCE è un organo non eletto, come dicevo prima, che è formato dai governatori di tutte le banche centrali europee, più 5-6 membri nominati praticamente dagli stessi, e decide le politiche economiche e finanziarie congiuntamente, in sostanza, con il Fondo Monetario Internazionale, cioè FMI, e con la Commissione Europea. Questi tre organismi sovranazionali vengono chiamati la Troika, a causa appunto della incidenza delle loro determinazioni sulle politiche economiche dei paesi membri dell'Eurozona. Questo fa capire che sono tutti organi che tra l'altro sono immuni da controlli, da responsabilità nel loro operato, cioè i membri della BCE non possono essere soggetti a nessun giudizio. Questo già è una cosa totalmente inedita e che non ha uguali in nessun altro ordinamento, e hanno quindi tutti un potere enorme che travalica le competenze degli stati nazionali, e quindi sfocia in una situazione di totale mancanza di democrazia. È una tecnocrazia nella quale le decisioni fondamentali per la vita dei cittadini sono assunte da soggetti privi di mandato elettorale, che quindi chiaramente non hanno nessun rapporto di rappresentanza con i popoli e non ne tutelano i diritti, ma anzi tutelano gli interessi della realtà che rappresentano, da cui provengono, cioè le banche e il mondo della finanza internazionale, delle multinazionali, che come si sa sono spessissimo in conflitto o comunque in un totale disinteresse rispetto agli interessi concreti dell'economia reale e dei cittadini. Beh, poi c'è anche un concetto di fondo, no, Avvocato Donato, che la moneta è uno strumento, non deve essere un fine, un feticcio, una divinità, come è stata peraltro anche simbolicamente presentata ai cittadini italiani e europei in occasione del lancio della moneta unica. Cioè, ricordiamo le manifestazioni e i totem eretti all'euro, qualcosa anche quasi di vagamente idolatrico, no? Di idolatria, diciamo. Ma la moneta è uno strumento e come strumento deve essere intesa e concepita e utilizzata, cioè la moneta serve anche per far fronte alle contingenze economiche. Qui torniamo a un vecchio tema, quello della svalutazione, ma Paul Krugman, premio Nobel per l'economia nel 2008, economista e professore a Princeton, oltre che naturalmente universalmente conosciuto, ha sottolineato più volte questo aspetto della moneta unica europea, ed è curioso che lo faccia dagli Stati Uniti, che invece mi pare, diciamo tutto sommato,
non è che guardino male all'esperimento dell'euro, anche perché ha indebolito l'Europa, tutto sommato, questo esperimento, lo possiamo dire dopo 10 anni. Però Krugman dice una cosa molto semplice: l'euro, nel migliore dei casi, è un'idea sentimentale, ma una volta abbandonate le monete nazionali si perde flessibilità e non è facile rimediare alla perdita di margini di manovra. E qui c'è tutto il carattere strumentale, in senso buono, della moneta, perché quando io devo far fronte a una situazione economica difficile, a una situazione finanziaria compromessa o difficile, o a qualche rovescio, diciamo così, nel campo finanziario ed economico, la moneta è uno strumento. Un paese che rinuncia alla sovranità monetaria rinuncia a uno strumento importante. Sì. Allora, intanto sì, Krugman è uno di quei 6 premi Nobel di cui si parlava poco fa, e chiaramente evidenzia il tema più facile, cioè il fatto che la moneta, in particolare la svalutazione della moneta, è uno degli strumenti fondamentali che un governo ha per reagire alle crisi, agli shock economici. Infatti, da quando è scoppiata la crisi in Europa? Dal 2008, quando il fallimento del colosso americano bancario della Lehman Brothers ha portato questo tsunami nell'ambito della finanza, con praticamente il crollo di tutte le borse e la conseguente sofferenza delle banche, il calo del potere di acquisto di tutti i consumatori, insomma, sparsi nel continente, e di conseguenza la richiesta, il blocco della concessione dei crediti da parte delle banche, e anzi la richiesta di rientro dei crediti erogati. Allora, che cosa succede in questi casi? Normalmente, quando un paese ha la sovranità monetaria e quindi ha il controllo della propria moneta, nel momento in cui calano le richieste di beni, cala il prezzo dei beni e si deprezza la moneta. Quindi il deprezzamento della moneta che cosa comporta? Comporta che i prezzi ritornano competitivi all'estero, e quindi il calo della domanda viene compensato dal calo del costo della moneta, e piano piano si riallinea la situazione. Nel momento in cui non si ha la possibilità di svalutare la moneta, come noi non abbiamo avuto, questo shock non viene più compensato, e quindi cosa rimane ai paesi colpiti dalla crisi per recuperare la competitività? Soltanto la svalutazione dei salari, che è esattamente quello che sta verificandosi da noi. E come si arriva alla svalutazione dei salari? Per forza passando attraverso la disoccupazione. Le imprese in crisi licenziano per ridimensionare i costi, naturalmente. I licenziamenti portano una maggiore domanda di lavoro e una minore offerta, e come sempre quando c'è maggiore domanda e minore offerta cala il prezzo del lavoro, quindi i salari diminuiscono, e pur di lavorare i cittadini sono disposti ad accettare anche condizioni salariali molto più meno convenienti, addirittura con la compressione dei loro diritti, altra cosa a cui abbiamo assistito. Quindi diciamo che questo meccanismo di creare disoccupazione per abbassare i salari in realtà è un meccanismo voluto. Il governo Monti ha volontariamente, e l'ha ammesso lui stesso, ammazzato la domanda interna, distrutto la domanda interna, questo l'ha detto proprio testualmente in un'intervista alla NBC, per intanto compensare nella bilancia dei pagamenti la quantità di import rispetto all'export, quindi diminuendo l'import in percentuale risale l'export, anche se in realtà non è salito, e poi per diciamo diminuendo i consumi, creare maggiore disoccupazione per mettere il calo l'abbassamento dei salari. Stessa politica che ha fatto la Germania, anche se in modo diverso, perché lei almeno ci ha messo dei sussidi a sostegno dei cittadini, cosa che noi invece non abbiamo potuto fare perché non avevamo la liquidità per farlo. Ecco, un ultimo tema vorrei toccare con lei, visto che lei è avvocato, e mi corre subito alla mente anche la presa di posizione di Giuseppe Guarino, del professor Giuseppe Guarino, che da un punto di vista prettamente giuridico, quindi da un'altra angolazione ancora, ha parlato niente meno che di un colpo di Stato per l'introduzione dell'euro
e dell'attuale assetto dell'Unione Europea, il colpo di Stato che ci ha fatto precipitare a terza peggiore economia del mondo, sostiene il professor Guarino. Ecco, dal punto di vista, diciamo, giuridico, qual è secondo lei l'aspetto che più rileva? Ho citato Guarino perché naturalmente ci ha scritto un saggio che è disponibile anche sul suo sito internet e da un punto di vista dei trattati inquadra la prospettiva Guarino, però credo ci sia anche un problema, o meglio, questa avventura, diciamo, dell'euro e dell'Europa per come l'hanno realizzata offre notevoli spunti anche dal punto di vista giuridico, no? Sì, assolutamente. Allora, lo studio del professore Guarino è abbastanza peculiare perché analizza come la iniziale impostazione dell'Eurozona, dell'euro, sia stata in realtà poi tradita e modificata in maniera illegittima, in quanto il trattato relativo è stato modificato da un regolamento successivo che a livello di gerarchia delle fonti è inferiore, quindi non avrebbe avuto la possibilità di modificare un trattato, avrebbe dovuto essere stato scritto. E da qui Guarino dice colpo di Stato, no? Esatto, da qui dice colpo di Stato, e nel nuovo regolamento sostanzialmente è stata inibita ai governi aderenti all'Eurozona la possibilità di sforare praticamente di fare debito, cioè è stato imposto il pareggio di bilancio, quando invece inizialmente era previsto un margine del 3% di sforamento. E questo ha totalmente tarpato le ali a qualsiasi possibile iniziativa economica di rilancio dell'economia attraverso ovviamente degli investimenti pubblici fatti con spesa a debito. Quindi questo è stato un elemento essenziale che il professor Guarino individua, che di per sé legittimerebbe una impugnazione di questa situazione a livello giuridico per fare dichiarare la decadenza di questo regolamento in base alla sua illegittimità. Ma prima di questo ci sono anche delle altre ragioni giuridiche per cui noi possiamo uscire dall'euro in un qualsiasi momento. Si dice che per esempio il trattato di Maastricht non prevede l'uscita e per questo l'uscita è impossibile, cosa che è falsa, perché anche se il trattato di Maastricht non espressamente dice chi vuole uscire deve fare questo e quell'altro, è un trattato come tutti gli altri soggetto alle norme generali stabilite dalla Convenzione di Vienna, che è precedente, la quale dice che qualsiasi trattato, da qualsiasi trattato in cui non sia espressamente prevista l'uscita, si può uscire a determinate condizioni. Una di queste condizioni viene chiamata clausola rebus sic stantibus ed si verifica quando le condizioni iniziali che erano presenti al momento dell'adesione a quel trattato nel tempo sono mutate e rendono la permanenza dello Stato membro in quel trattato impossibile o eccessivamente onerosa, eccessivamente penalizzante. Credo che la situazione attuale sia assolutamente di questo tipo e quindi legittimi un ricorso a questa norma della Convenzione di Vienna. Peraltro ci sono anche altri elementi, per esempio quando uno dei membri aderenti abbia violato le prescrizioni del trattato. Una di queste prescrizioni è il limite del 6% del surplus delle esportazioni sulle importazioni, e questo limite è stato violato dalla Germania, tant'è che la Germania oggi è in procedura di infrazione per questo sforamento e quindi anche questo sarebbe una causa legittimante il nostro recesso. Quindi in sostanza noi potremmo uscire dall'euro con una semplice decisione presa da un governo risoluto e legittimato da un mandato popolare, quindi eletto tramite le urne, che semplicemente comunicasse all'Unione Europea il fatto che l'Italia non può più sostenere questa situazione, non può più rispettare questi vincoli stabiliti dall'Eurozona, dai trattati, e quindi esce dall'euro. Poi c'è un argomento potrebbe costringerci a rimanere. C'è infatti un argomento molto, direi, semplice e anche fondamentale, per cui non bisogna, credo, cercare cavilli giuridici per uscire dall'euro. Insomma, siamo in democrazia e vorremmo continuare a essere in democrazia,
e la scelta se uscire o meno da un assetto politico, poi si può discutere naturalmente, e sarebbe bello farlo in maniera molto più chiara anche sui grandi mezzi di comunicazione, se è conveniente o non è conveniente, con argomentazioni concrete, no? Come quelle di Bagnai, sì, guardi, piuttosto che di Borghi Aquilini. L'aspetto giuridico è importante, no, molto importante a livello politico, perché un conto sarebbe uscire con uno strappo violando di fatto dei trattati, degli accordi presi. Altro conto è uscire legittimamente in base a delle norme dei trattati. Questo senza dubbio. Questo senza dubbio. Io intendevo dire però che dal punto di vista politico, e squisitamente politico, il fatto di poter decidere se stare in un certo assetto politico istituzionale oppure no, insomma, è un prerequisito fondamentale della democrazia. Poi, giustamente, come dice lei, bisogna farlo nei modi giusti, giuridicamente corretti per evitare conseguenze, e questo è un altro discorso. Però, come forma mentis, dico io, dobbiamo cominciare a porre le cose nella loro elementarità, cioè il fatto di poter decidere se io sto bene in una certa condizione oppure no è semplicemente democratico. Quindi, sì, ma senz'altro. Noi abbiamo un governo che continua a parlarci di compiti a casa, che è un termine odioso e inammissibile, perché noi siamo nella situazione di fronte, soprattutto alla Germania, di scolaretti disobbedienti e indisciplinati, quando la realtà è completamente diversa. C'è uno studio realizzato dall'Istituto Nomisma, che peraltro fa capo a Romano Prodi, quindi non stiamo parlando di grillini o di no euro, il quale dimostra che le riforme strutturali che ci chiedono a gran voce e soltanto ci legittimerebbero a chiedere questo percentualina di sforamento del deficit PIL del 3%, queste riforme strutturali chieste all'Italia da sole non sarebbero comunque affatto sufficienti a fare uscire dalla crisi né noi né tantomeno gli altri paesi PIGS, ma sarebbero essenziali delle riforme strutturali da parte della Germania. Perché? Perché la Germania, essendo l'unico paese che ha avuto un beneficio dall'export e quindi, come dicevo poco fa, si trova in un surplus di export grazie all'euro, dovrebbe contribuire a riequilibrare il sistema dell'Eurozona come? Facendo una politica che incentivi la domanda interna, quindi aumentando i salari e stimolando i consumi interni, quindi le importazioni, non più le esportazioni. In questa direzione dovrebbe anche smetterla di porre il veto alla BCE, ma anzi consentire alla BCE di alzare l'inflazione, il tasso di inflazione. Il tasso di inflazione che abbiamo adesso è assolutamente troppo basso, siamo quasi in stagflazione perché siamo allo 0,7. Il compito della BCE istituzionale è quello di mantenere l'inflazione al di sotto del 2%, mentre invece da questo studio risulta che sarebbe necessario portarla al di sopra del 3%, almeno per il periodo indispensabile a consentire una ripresa dei consumi. Ora, sono queste le riforme che noi dovremmo pretendere dalla Germania, in quanto non siamo sudditi della Germania, almeno ancora non formalmente, ma ci comportiamo come tali. Quindi di fronte a una Germania che ci dà le bacchettate sulle dita attraverso Olli Rehn, attraverso Schäuble e i vari tecnocrati degli organismi europei o tedeschi, delle banche tedesche. Adesso c'è anche il presidente della Bundesbank che vuole che l'Italia faccia la patrimoniale. Esatto. Dico, è veramente vergognoso, indegno per un paese che ha la storia dell'Italia e che ha sempre avuto la potenza economica dell'Italia, perché non dimentichiamoci che prima dell'euro noi eravamo la quarta potenza mondiale, ora siamo scivolati al 9° posto, grazie all'euro che ci protegge, tra virgolette, capisce? Quindi per tutti i requisiti che noi possediamo avremo tutte le carte in regola per essere noi a dettare le regole, ma non lo possiamo fare proprio perché in seguito all'adozione dell'euro siamo tenuti al guinzaglio dalla Germania, che non perché i tedeschi siano cattivi, ma perché il governo tedesco di Angela Merkel persegue delle politiche che sono totalmente, diametralmente opposte agli stessi parametri, agli stessi obiettivi che si era prefissa l'Unione Europea, cioè quelli di solidarietà e di cooperazione fra gli Stati membri. Invece qui si è instaurata una competizione selvaggia
dove mors tua vita mea impera. Questo è il criterio. Chi frega gli altri meglio vince, e questo non può essere un criterio sul quale tenere in piedi un'unione di Stati. Bene, io saluto allora Francesca Donato, è stata con noi, avvocato e presidente dell'associazione Progetto Eurexit. All'indirizzo progettoeurexit.it trovate tutti i dettagli e i documenti. Grazie, buon lavoro, avvocato Grazie a Donato. voi. Grazie, buona A giornata. risentirci. E naturalmente ricordo domani, sabato 22 febbraio, ore 15, Auditorium, via Corridoni a Milano, si parlerà di questi argomenti con Matteo Salvini, professor Claudio Borghi, Aquilini e altri ospiti. Chi vuol prenotarsi, se c'è ancora posto, può chiamare allo 0266 211 279. Poi naturalmente, per concludere il discorso che facevamo prima, si dovrebbe affrontare anche il parallelo fra quella che è l'Europa e quella che è l'Italia, perché il problema della Germania e delle politiche della Germania rientrano nell'interesse del paese della Germania fare un determinato tipo di politiche. Non credo che sia sbagliato per uno Stato fare il proprio interesse. All'interno dell'Italia lo sappiamo molto bene, perché per assurdo, mica tanto, ma comunque l'euro può essere adattato, lo schema euro, anche alla realtà italiana, dove ci sono realtà molto diverse fra di loro, tenute insieme da quel concetto solidaristico di unione politica istituzionale che alla fin fine non funziona, perché tenere insieme cose troppo diverse non è mai una cosa sana e neanche tanto democratica e per niente equa. Comunque, questo è un altro discorso, perché avrebbe a che fare con un panorama che è quello interno allo Stato italiano e che abbiamo fatto peraltro tante volte. Adesso un po' di musica e un po' di musica americana. Ma a proposito di americana e di inglese, io devo fare ammenda del pezzo su Fassino, perché e sul suo messaggio in inglese ai potenziali turisti di Torino, perché in effetti molta gente l'inglese non lo conosce esattamente come Fassino e come me, quindi non può apprezzare più di tanto come Fassino pronuncia o il testo pronunciato da Fassino, quindi è stato un mezzo deragliamento per evitare problemi e per scusarmi, diciamo così, del fatto che evidentemente c'è molta gente che naturalmente l'inglese lo sa peggio come me o poco meglio di me, quindi non ha apprezzato cosa ha detto Fassino e come l'ha detto, se la pronuncia era giusta o era sbagliata. Per evitare problemi andiamo sulla musica, così non c'è problema, diciamo, di lingua e non c'è problema neanche di contenuto, o piace o non piace. E siccome è piaciuto molto il pezzo che abbiamo sentito ieri, io ve lo vorrei riproporre. Nola di Felix Sant e al pianoforte c'è questo pianista americano molto molto bravo, è piaciuto molto, Richard Dowling.
Richard Dowling, Nola. E intanto vediamo un attimo la prima pagina dell'Ansa di stamani, anche alla ricerca di notizie eventualmente su quello di cui abbiamo saputo parzialmente, frammentariamente stamattina, cioè un ordigno alla sede della Lega Nord a Modena. Non trovo notizie ulteriori nel primo piano e nella cronaca dell'Ansa di stamani, vediamo se riusciamo ad avere tramite altre fonti qualche notizia in più. Però intanto il primo piano dell'Ansa si apre naturalmente con la formazione del governo, con Renzi che non rinuncia alla passeggiata mattutina. Questo scrive l'ANSA nella prima notizia e nella prima foto d'apertura. Quanto ai rapporti con Alfano, vice premier o ministro degli interni, dice Renzi, al leader del nuovo centrodestra, l'out-out del premier incaricato, che in giornata sale al Colle con la lista dei ministri. La lista dei ministri dovrebbe arrivare oggi. Basta con il rilancio, avrebbe detto Renzi durante l'incontro a notte fonda con Alfano. Io vado al Quirinale, fatemi sapere la vostra scelta, o vice premier o ministro degli interni, dice Renzi ad Alfano. Intanto arrivano i suggerimenti del Financial Times, altro che Obama o Blair. Il sindaco di Firenze si ispiri al presidente messicano Pena Nieto. Questo dobbiamo vederlo meglio, perché i consigli del Financial Times sono di questo genere. Barack Obama o Tony Blair, meglio che Matteo Renzi si ispiri al presidente del Messico, Enrique Pena Nieto. Chi è che aveva detto che l'Italia è il Messico d'Europa? Giustino Fortunato, se non ricordo male, che è stato annoverato tra i grandi meridionalisti d'Italia e che comunque aveva proposto questa definizione non molto lusinghiera dell'Italia come Messico d'Europa. Pare che ci consideri un po' il Messico d'Europa anche il Financial Times, perché questo suggerimento a Renzi di ispirarsi più che a Barack Obama o a Tony Blair al presidente del Messico arriva dal Financial Times, secondo il quale per un'Italia divisa una dose di realismo messicano potrebbe essere più utile dell'illusione di un sogno americano. Come dire, ragazzi, l'ho fatto studiare, l'abbiamo portato col Dipartimento di Stato in America, però ricordati che sei il Messico d'Europa. Il modello migliore per Renzi è sempre in Nord America, ma appena più a sud degli Stati Uniti c'è qualcosa di meglio. Scrive il Financial Times, peraltro è britannico. Da quando Pena Nieto è stato eletto presidente del Messico 15 mesi fa, ha portato avanti un'ambiziosa agenda di riforme. Riforme delle telecomunicazioni, riforme dell'istruzione, riforme dell'energia. C'è poco che il presidente messicano non abbia osato toccare, scrive il Financial Times. E dopo un decennio in cui è stato considerato poco più di un narco-stato, ora il Messico è decisamente tornato nel mirino degli investitori stranieri, qualcosa che anche l'Italia dovrebbe cercare di fare. La più importante lezione che Renzi può prendere dal Messico, spiega il Financial Times, la più importante lezione che Renzi può prendere dal Messico è che il giorno dopo essersi insediato Pena Nieto, il presidente, si è seduto con i principali gruppi di opposizione e ha negoziato un programma di 95 punti, diventato il Patto per il Messico. E nonostante le pressioni da sinistra e da destra per smantellarlo, l'accordo è ancora integro e ha aiutato il presidente a raggiungere i suoi obiettivi. Una volta deciso chi sosterrà il suo governo, conclude il Financial Times, Renzi dovrebbe raggiungere un accordo simile. E questo è un passo che il suo predecessore Letta non ha mai fatto. Il patto potrebbe ridimensionare le sue enormi ambizioni, ma dimostrerebbe ai partner europei e internazionali che il giovane primo ministro italiano è realista e serio. Così scrive il Financial Times, che propone come modello il Messico, niente meno.